Ok, oggi mi sento abbastanza rilassato su Chiacchia Radio perché si parlerà di musica, più che altro si parlerà di musica hard rock. E qui andiamo in Australia oggi a chiamare Tony Currenti. Per chi non lo sapesse, Tony Currenti è il batterista che ha registrato High Voltage, versione australiana, con gli AC/DC. Ora in questa chiacchierata sentirete me dire a volte AC/DC, che sarebbe la pronuncia in qualche maniera italiana, e AC/DC, che sarebbe la pronuncia internazionale. Quindi non vi preoccupate se ogni tanto sentite questi sbalzi, ok? Lui sta in Australia dal 76 se non dal 68 se non sbaglio, quindi c'ha sia un accento siciliano ma anche australiano. Vi ricordo a tutti di iscrivervi al canale. Se volete ascoltare altre mie musiche andate su YouTube e scrivete Rob Cavallo Music e trovate tutta sta roba. Se vi interessa vedere la mia band Heavy Wood e questa roba qua, visto? Sta roba qua praticamente. E niente, chiamiamo a Tony, vediamo che succede in Australia. Sigla. Pronto? Tony, ciao, Sì, ciao Bob. come va? Non c'è male. Tu? Tutto bene, tutto alla grande, grazie. Che ore sono Oh, lì in bravo. quel di Australia? In quel di Sydney? Sono le 11. Le 11 di sera o le 11 di mattina? Scusa la mia ignoranza. No, di sera, di sera. A posto. Io quando tu vuoi e magari, non lo so, sei stanco, vuoi finire, vai tranquillo. Basta che me lo dici e finiamo, eh? Non ti preoccupare. No, non c'è problema. Ti ho detto questo orario perché io ho finito di lavorare, sono a casa, mi sto rilasciando, perciò c'ho tutto il tempo che vuoi. Per fare quattro chiacchiere. A posto. Sì. Allora, Sì, io ti dico, vabbè, questo podcast si chiama Chiacchia Radio, è più che un'intervista, diciamo che la facciamo sempre come chiacchierata, quindi diciamo che è un'intervista davanti a una birra sì. o davanti a E una canna a seconda io dei desideri. No, io c'ho il caffè, davanti a un caffè, Davanti a un sì. caffè, a posto. Qualsiasi cosa funziona. Oh, Sì, io, come ti dicevo prima di chiamarti, quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, una sì. cosa che mi ha, come dire, impressionato è il fatto che nonostante fosse uscita fuori la storia che tu sei stato, tu hai suonato con gli AC/DC, Sì. in quegli anni, insomma, non c'è stato un riverbero molto potente in Italia ancora. Ho visto qualche servizio che ha fatto la stampa, la Repubblica ha fatto un articoletto, qualcuno ha messo qualche video. Sì. Per me è ancora strano che non sei su tutti i giornali in prima pagina, perché potrebbe essere Ma un pezzo degli SDC e anche italiano, capito? sì, ma io lo trovo un po' strano, perché al principio Paolo Giordano aveva fatto qualcosa, Sì, e poi dopo che ICDC ha fatto il concerto a Imola,
non mi ha più fatto sapere niente, ci siamo abbandonati un po', no? Mm. Ma Paolo Giordano chi Eh, sarebbe? eh, l'editore del giornale di Milano, Ah, ok, ok. sì. E poi non ti ha fatto sapere più niente in pratica. No, ha scritto un articolo, ci siamo incontrati ad Imola, mi dovevo far incontrare a Angus, non ci è riuscito. Mannaggia. E da là si è fermato tutto, no? Eh, cioè qualche piccolo articolo nei giornali locali lo scriveranno sempre perché eh, con Orlandetti e Jonathan ogni tanto quando vengo fanno scrivere qualche piccolo articolo, ma è solamente nei giornali locali, no? Locali, locali, esatto. Sì. Niente, tu, io Eh, in brevissimo, anche se è un po' difficile farlo in brevissimo, ma in pratica tu sei andato a Sydney quando avevi 16 anni, nell'anno esatto, 16 anni, non- 67, nel 67. E poi sì, non sei più tornato in Italia, sei rimasto lì a Sydney. E dopo quanti sì. anni è accaduta questa cosa che hai conosciuto i membri, soprattutto George Young, il fratello di Angus, eccetera, eccetera? Ok, il fratello George Young e Harry Venda Sì. sono ritornati dall'Inghilterra al 73. Ah, E il mio gruppo è stato il primo gruppo che loro hanno eh, ci hanno preso sotto la loro guardia, più sì. o meno, che era Jackie Christian and Flight. Jackie Christian, yeah. Eh, sì, ora alla fine del 73 il gruppo si è sfasciato, Mhm. abbiamo persi due membri e abbiamo ripreso tre membri, cioè sono rimasto solamente io e il cantante del vecchio band. Quelle canzoncine che hanno registrato erano i primi concerti che noi si è fatto con i nuovi membri. Ehm, ma anche che abbiamo avuto dei cambiamenti, George e Harry hanno scritto due canzoni per noi per incidere, erano abbastanza contenti, ma come hai visto non abbiamo sfondato. Ehm, sì, è tutto là. Poi nel 74 mi hanno incominciato a usare come session batterista di studio, no? Turnista, sì. Sì. Eh, e alla fine del 75 io sono scomparso. Ero un po' deluso del mio band di sfasciarsi, Sì. perdute delle occasioni con gli ICDC e Stevie Wright, e ho deciso di sposarmi e far famiglia e aprire una pizzeria. Perciò più o meno a 77 ho abbandonato tutto. Chiaro. Quando, Sì. ma in quel periodo in cui tu stavi suonando con Jackie Christian, come è accaduto poi che hai conosciuto Angus e Malcolm? Come te li hanno presentati quando dovevi registrare High Voltage? Beh, nel 74 noi si suonava nei stessi locali, io li conoscevo già, non c'avevo una grande amicizia con loro, ma veramente loro erano i nostri secondini in tanti locali. Cioè, mi dicesti una Ehm, volta che col tuo gruppo riuscivi a guadagnare 100 dollari alla sera
E invece E gli AC/DC loro guadagnavano $60 alla settimana, alla sì. settimana. Alla settimana, sì. Mamma mia. Beh, loro avevano appena incominciato. Eh, Però George Young stava tornando fresco fresco dall'esperienza, diciamo, fra virgolette fallimentare sì, con, sì, come si chiamano, Easy Beats, Easy Beats, sì. Lui e Harry Vent sono ritornati dall'Inghilterra al 73 73. e hanno fatto un album. ehm, loro, non mi ricordo il nome dell'album. Noi si suonava due o tre pezzi di quell'album. Ehm, Due sono eh, nelle canzoni che ti ho lasciato. Sì, Get Out of My Kitchen e Bye Bye Miss Jane. belle, sì, 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 Quelle due dell'album che è andato canzoni a erano finire, è andato a del finire, loro album, sì. che è andato a finire in quell'album che hanno pubblicato ultimamente, Marcus Hook Band, sì, Marcus Hook sì. Band, sì, dove hanno Mhm. suonato per la prima volta praticamente Angus e Malcolm, se non sbaglio, no? Beh, hanno fatto molto poco, Malcolm un pochettino di più, Angus molto poco. Loro erano ancora giovanissimi, li provavano, ma i membri di quel band lì era Harry e George, il fratello più grande di George, Alex Young, Sì, e un batterista che si chiamava Strauss, no Peter, eh, un batterista che ha cercato di dire che due delle mie canzoni l'ha fatto lui, invece non era vero, perché lui li conosceva abbastanza bene a Harry e George. ah, Era il loro batterista di studio prima di me. Ehm, non mi ricordo il nome, Strauss mi sembra. io ho Eh, sentito su quell'album che ci sono sempre due voci differenti, ben distinte, ma erano due cantanti? Marcus Nell'album Hook, di yeah. George, Sì. No, il Marcus Hook, beh, sì. sì, sì, erano George e Harry che cantavano. Ah, addirittura. Addirittura era il loro album che avevano un sacco di materiale, E dovevano erano buttarlo appena giù. arrivati e non conoscevano tanta gente, perciò hanno deciso di farlo loro con differenti musicisti, come c'era anche il fratello più grande Alex Young, e hanno usato un po' Malcolm, che era un pochettino più maturo Più di maduro. Angus, ma l'hanno usato molto poco in quell'album. Più o meno è George and Harry, con questo batterista Peter Strauss, mi sembra che si chiama. Hanno usato dei differenti musicisti, Alex Young e qualche altro pezzo che io non so chi erano, ma appena subito dopo loro ci hanno ingaggiato. Conoscevo quell'album molto bene, si faceva dei pezzi suoi. Noi al vivo l'abbiamo cambiato un pochettino, però erano le loro canzoni, sì. E a questo punto direi che sarebbe pure giusto a dire come ci siamo conosciuti io e te. Io avevo letto il libro di Jesse Fink Sì, e sì, niente, dopo aver letto il libro, che tra l'altro il primo libro era di Youngs, che lo consiglio a tutti, yeah. che praticamente non è né di parte per gli SDC né contro, è una cosa diciamo sta nel mezzo, dice quello che è bello e quello che è brutto degli SDC. Sì, lui ha più o meno progettato quello che succedeva negli anni 70, Sì, che era tutto attorno a Harry e George che usavano dei musicisti per ottenere il loro obiettivo. Io ero uno di quelli che
loro hanno usato in un buono modo, perché ho lasciato io. Al 76 io incominciavo a farmi la mia vita via della musica, no? Mi sono sposato, ho fatto famiglia, dopo ho aperto una pizzeria, non mi dava più il tempo di Di stare dietro, associarmi, allora certo, ho abbandonato da me. chiaro. Perciò io c'ho solamente buoni rapporti e buoni ricordi, che tanti altri invece no, sono stati proprio usati e abbandonati totalmente. Sì, quello poi c'è il Eh, discorso Mark Evans, eccetera, eccetera. Poi ci ritorniamo su quello. Ma io avevo letto questo sì, libro e niente, proprio, come si dice, dal cuore mi è venuto di mandargli un'email a Jesse Fink e gli dissi, guarda, ho letto il tuo libro, mi è piaciuto un sacco, volevo solamente sì, fartelo sapere, eccetera, eccetera. E gli mandai un link di un video della mia band, gli Heavy Wood, no? E niente, sì, non ho sì. ricevuto risposta per 6 mesi. Dopo 6 mesi mi arriva un'email di Jesse Fink che mi dice: Ehi, scusa, ma la tua email era finita nella cartella spam. Ho detto, senti. Ho E detto, anche lui, io lo vedo poco adesso, no? Con questo libro nuovo che The Bon lui Scott ha messo fuori di Bon Scott. sta facendo il giro del mondo. Eh, sì, sì, guarda, lui si sta dedicando al suo nuovo libro, che è normale. È normalissimo. Io lo vedevo tutte le settimane, adesso lo vedo una volta ogni 6 mesi. Ah, perché lui abita anche a Sydney? Eh, sì, sì, Ah, al ok. momento è a Sydney, sì. Comunque, Mhm. niente, mi scrive così, a un certo punto, dopo aver visto anche il video della band, poi mi scrive, ma non è che ti va di conoscere Tony Currenti, il primo batterista di High Voltage versione australiana? E dico, io sono rimasto abbastanza scioccato davanti al Eh, computer, dove un po' ho fatto, ah, certo. E niente, poi sì, ci siamo scambiati i numeri, poi io e te ci siamo conosciuti, eccetera, eccetera. A proposito sì. del nuovo libro pure di Jesse Fink, che è dedicato Mhm. totalmente a Bon Scott, ma in che anno Sì. tu di persona proprio hai conosciuto a Bon Scott? Io l'ho conosciuto la prima volta nel 1968. 1968. E ironicamente, sì, ironicamente il nostro manager lavorava alla porta di Caesar Splice, che i Valentines suonavano lì per la prima volta in Sydney come secondini a The Easy Beats. Ah, quindi l'ex gruppo di Cioè, Bon Scott, i Valentines. sì, sì. Perciò io l'ho incontrato nel 68, ma come tu sai, io l'inglese lo parlo male adesso, lo parlavo quasi niente a quei tempi là, perciò non ho avuto nessuna conversazione, però l'ho incontrato a Caesar Spice. Ho visto anche di Easy Beats, ma non parlando la lingua, fai sempre un passo indietro, perciò io non ho comunicato con nessuno, però l'ho conosciuto al 68. Al 71 lui cantava con un gruppo chiamato Fraternity, Ah, ah. che Fraternity. erano già uno dei migliori band dell'Australia a quei tempi là, 71, e noi si suonava allo stesso locale, Under Grapevines, che è lo stesso band, ma sotto un differente nome. Ah, Noi abbiamo avuto un casino di problemi con il nome. Il nostro vero nome era Inheritance, ma non Inheritance. ci piaceva tanto. E allora tutti gli altri nomi che noi abbiamo scelto ce l'avevano qualcun altro. Ah, ecco, Perci- solito sì, problema. perciò non si potevano usare a lungo.
Grapevine era uno di quelli che appena noi si incominciava a farsi il nome, un piccolo gruppo lo usava già, abbiamo smesso di usarlo. Siamo ritornati a Inheritance per un po' di tempo. Mm. Al 72 il cantante ha deciso di cambiarsi il nome sotto Jackie Christian, si andava sotto Jackie Christian per un po' di tempo. Mm. Abbiamo provato un paio di nomi e finalmente abbiamo trovato Flight. Ma quando è uscito Last Time I Got to Baltimore, è uscito in Canada c'era un gruppo che si chiamava anche loro Flight, perciò si è dovuto cambiare il nome to Target. Abbiamo avuto un sacco di problemi col nome. Ma qui in Forse Australia più o bisognava meno ci incollarli tutti conoscevano da quanti Flight. insieme i nomi. Sì. Così facevi un nome di 30 lettere. Ah, Madonna, ci siamo chiamati Coco Pure. per un periodo di tempo, temporalmente. Sì. E poi abbiamo trovato Flight, poi The Flight abbiamo dovuto cambiare a Target. Può darsi quello è stato il nostro problema, che si è dovuto cambiare il nome tante volte, no? Beh, sì, 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 quello è Eh, sicuramente un intralcio nella carriera poi. Ma sì, sì, io, sai, sono naturalmente super appassionato dell'SDC da quando ero in tenera età. E sì, poi mi sono dato, diciamo, al conservatorio, chitarra elettrica, chitarra classica, band di qua, band di là, insieme. Però alla fine, diciamo che AC/DC è un gruppo che non ho mai lasciato, ok? Una cosa che poi ho potuto fare, perché è strano, solitamente chi studia conservatorio, chi va a studiare, che ne so, musica jazz, tutte queste cose super teoriche, sì, poi un sì, po' si allontana dalla musica semplicistica come quella, no? Invece a me è stato il sì. contrario, più ho studiato, più capivo quanto era importante la musica semplice, diciamo. Mhm. Semplice fra Sì. virgolette, perché non è per niente facile farla. Io Beh, è semplice a capirla, ma a suonarla diventa difficile perché è tutto nell'animo. Se ce l'hai, se non ce l'hai, non lo avrai mai. non l'avrei È mai. una di quelle. Vero. E Mm. il motore che secondo me sta sotto gli AC/DC era una cosa che era un miscuglio Mhm. di idee musicali che comunque che funzionavano da tutte le parti. Mhm. Funzionavano sulle chitarre, funzionavano sul basso, funzionavano sulla batteria. Io non so, visto che tu hai suonato la batteria Mhm. con loro, non so da dove è Sì. cominciato il motore, fra virgolette, della batteria, Mhm. cioè il suonare così semplicemente, però mettere i Mhm. piatti, per esempio, quando si dà un ritornello, eccetera, eccetera, su certi punti, piuttosto che in altri punti. Mhm. Vorrei capire, tu quanto hai contribuito al sound della batteria e della ritmica degli AC/DC? Era più George Young che ti rompeva Oh. le palle o tu rompevi anche le palle a George Young? È una cosa molto strana perché tutti i batteristi che ha avuto George Young hanno avuto tutti i problemi con lui, io non ho avuto nessun problema. Mm, L'unica cosa che lui eh, mi lasciava fare quello che volevo io, solamente che ICDC era tanto più semplice del mio stile. Io può darsi l'ho capito prima degli altri, mhm. suonavo attorno a loro. Eh, e se tu senti George suonare il basso, anche lui faceva la stessa cosa. Cioè suonava... Lui suonava attorno, non con loro, ma attorno a loro. Cioè,
lui ti suonava una melodia sul basso. Che quasi non Eh, c'entrava con gli accordi che suonavano le chitarre. appunto, era un controcorpo. Io facevo la stessa cosa, perché se tu te ne accorgi su Soul Sweeper, io picchio il piatto Sì, da solo, nessuno mi accompagna. è proprio di quello che sto parlando, ma quindi era Eh, una cosa che facevi tu, così, sì, e sì. nessuno ti diceva non lo fare più. Io, no, 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 lui mi dava l'opportunità di farlo e era molto contento che io lo facessi. Perché nessuno ti fa Soul Sweeper come l'ho fatto io sul disco, perché non lo faccio nemmeno adesso, Sì. perché dal vivo non ti dà quella stessa sensazione. Però il piatto ci sta. Ci sta, sì, sì, sì. Eh, io quella è stata una mia cosa che lui è piaciuto e è È rimasto rimasto, infatti. come high voltage. Sì, Nessuno incomincia high voltage come la faccio io perché eh, per tanti pensano che è uno sbaglio, invece è stato fatto apposta. eh, Cioè è venuto fuori in quel modo e George l'ha lasciato per come è stato fatto. perché era unico come, Eh, come apertura. è unico, l'unico che lo fa sono io, nessun altro lo fa. Eh, delle piccolezze che io avevo un stile tutto per conto mio e con George si andava molto d'accordo perché lui aveva la stessa idea Lui dove ha di suonato il fare basso delle di cose preciso? Su quali canzoni ha suonato il basso? controcorpo. Su quale Come? canzone ha suonato il basso George Young? Ok. Lui di sicuro ha suonato High Voltage, Mhm. Stick Around Stick Around? e Love Song. Se Love Song. tu li ascolti, Sì, il basso dà una melodia, ha tutta un'altra strada del rhythm della chitarra. sì. Lui ci suona attorno alla chitarra, Che poi è, non con la chitarra. che poi è tornato a farlo anche con l'intero album di Power Age. Sì, Theo Rage l'ha fatto lui, ha suonato il basso lui. E se tu vedi Give Me a Bullet, è la stessa cosa. Lui non ti suona con le chitarre, ti suona attorno alle chitarre. Ti ricordi quella sera quando facevamo mi raccontavi tutte quelle storie di Mhm. quei tempi, mi raccontasti qualcosa, questa me la devi ricordare perché se ne è uscita un po' il percorso della storia com'era, ma qual era questa storia che c'era un batterista susseguente a te e George diceva Mhm. play like Tony, qualcosa del genere, suona come Tony. Phil Rudd, Ah, Phil Rudd. yeah, 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 è stato Phil Rudd. I primi 3 mesi lui ha avuto molta difficoltà. Quando incidevano TNT, questo me l'ha detto Mark Evans, non è che lo so io, che l'ho sentito io non c'ero. Sì. Però Mark, che sono amico di lui, mi ha detto, dice, tante volte George rimproverava Phil Rudd perché non suonava come suonavi tu. Voleva che lui facesse quello che facevi tu. Ci è voluto un po' di tempo, 2 o 3 mesi per accettare l'idea di fare vicino a quello che facevi tu. Eh, eh, Ma sì, infatti, è stato e inf- Phil Rudd che ha avuto problemi, sì.
Ma infatti cioè, ero un po' strano. Io, ascolta, a casa mia ti ho raccontato anche di mio cugino, Pinuccio, i miei fratelli, ascoltavano sta roba e io Ah, avrò avuto 6-7 anni, facevo finta di essere un fan solamente per essere in mezzo ai grandi, no? Facere il piccolo sì. rocchettaro, voglio dire. Però poi è andato a finire che ha preso più a me che agli altri. Quindi io Mhm. ascoltavo, dicevo, i primi anni, quando cominciavo a sentire, sai, non sapendo niente, non essendoci internet tra l'altro, sentire da un lato Back in Black, Certo. poi da un altro sentivo High Voltage, due voci diverse. E dicevo, caspita, ma qua la Yeah. batteria è un po' diversa, qua è un po' simile. Poi c'era anche Simon Wright, il periodo di Sì. Fly on the Wall e Blow Up Your Video. Yeah. Allora dicevo, Yeah. che cazzo... Cioè, però sentivo delle cose simili, e le cose simili erano eh, sempre questa storia qua, il batterista che suona, come si dice da noi, a cazzi sua, nel senso per il fatto suo, mettendo i piatti Sì. dove non c'è nessuna chitarra insieme a lui, però se non lo faceva cambiava il senso della canzone. Per esempio, io giudico Back in Black, che poi è stato il tripudio ovviamente degli AC/DC dopo Highway to Hell. Back in Sì. Black può essere suonata alla batteria anche solamente con la batteria, cioè è una canzone che puoi ascoltare anche solamente la batteria per come è fatta, Sì. perché è proprio Sì. piena di tutti questi significati ritmici che in altre band non trovi perché Mhm. tutti sono fissati con questa sezione ritmica che deve essere incollata e devono suonare tutte e due la stessa cosa. Questo non lo so da dove viene questa credenza, ma è così. Allora senti Back in Black e Beh, dici, cazzo, è una composizione per batteria soltanto. sì, sì, sì. Oh, Suoni attorno a un riff, no? C'è Angus che è basato su un riff e la batteria che ci suona attorno. Sì. è come se in pratica la chitarra Angus fa una cosa, Malcolm ne fa un'altra totalmente diversa di Angus, il cantante Yeah. canta il suo testo, la batteria fa un'altra Sì. cosa, il bassista fa un'altra cosa, ma Yeah. è come sentire un'orchestra perché il suono diventa gigantesco. Sì. E per quello ti dico, avendo fatto conservatorio, studiato musica classica, eccetera, eccetera, ho capito che non con quella, diciamo, ignoranza, lo facevano anche i compositori del Mhm. passato, questo, quando facevano, che ne so, le suite per le orchestre, facevano le sinfonie, era lo stesso ragionamento, ma loro, voi all'inizio almeno siete riusciti a farlo nella maniera più semplice possibile, solamente che è andata via sta storia che, sì, tre accordi, fanno sempre lo stesso ritmo, lo stesso, ok, vabbè, la solita storia, insomma. Sì, 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 ma farlo bene è molto difficile, non è tutto facile. E infatti, Il batterista che avevano prima, Peter Clark, era un bravo batterista, però lui non aveva il swing che cercavano loro e non aveva una marcia, come si dice, sicura. Era un po' dappertutto, mm, ma come se doveva, tecnicalmente era più bravo di me, sì, tecnicalmente. tecnicamente. Però non c'aveva quel swing che cercavano loro. Malcolm ne ha parlato anche in Eh, qualche intervista di questo swing. Malcolm, loro parlano, dicono mai niente, non so perché. ti avevo perso un attimo. Senti? Sì, 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 ti avevo perso un attimo. E... Mhm. Tra l'altro, no, dicevo, Malcolm ne parlava un sacco anche. Ho visto anche un'intervista di Malcolm dove parlava di questo swing che loro stavano cercando in un batterista. Torniamo a Jesse Fink. Lui ha scritto questo libro di The Youngs e quindi si è capito una volta per Yeah. tutte che quel tonic errante comparso, diciamo, sulla copertina sui crediti, diciamo, di High Voltage versione australiana era Tony Currenti. Sì, E quindi tu sei tornato a suonare dopo quanti anni?
38 anni. Dopo, dopo 38 anni che avevi appeso al chiodo le stecche, non so come si può fare. Solitamente si dice della chitarra che si appende al chiodo, però appendere al chiodo le stecche, diciamo, è un po' inimmaginabile come Beh, figura. io ero sicuro che non suonavo più, Mm, ma col libro che è uscito la settimana scorsa ho suonato con il band che ha voluto che io suonavo High Voltage. Loro mi hanno invitato 4 anni fa di suonare High Voltage per la prima volta dopo 40 anni per celebrare 40 anni di High Voltage. ah, ok. E io non avevo mai suonato in 28 anni e veramente avevo detto di no, ma mi hanno convinto di farlo perché era una cosa bella di fare, che Jesse mi ha consigliato di farlo. Sì. Mio figlio è stato, anche lui mi ha detto, papà, io non ti ho mai visto suonare. Era là. E l'ho fatto. È stato proprio da quel punto là che poi sono venuto in Italia con la scusa di vedere AC/DC. Orlandetti mi ha chiesto di fare un concerto con loro a Vicenza, ma io avevo 3-4 volte che suonavo in 40 anni. Veramente Ma come ti sei trovato la adesso prima a volta 4 che hai anni suonato la sì. batteria dopo 40 anni quasi? Era semplice o Beh, hai vedo. dovuto... No, non è semplice nemmeno adesso, devo concentrare. La mia gamba non mi aiuta tanto, eh, però in questi ultimi 6 mesi già si vede che dopo 3 anni e mezzo incomincio a rilasciarmi un pochettino, no? Sì, Ehm, ma 40 anni sono 40 anni. ti credo. Non ci credo nemmeno io che sono ancora all'altezza di poter suonare i pezzi che ho inciso, no? Chiaro. Perlomeno mi dà coraggio che almeno so che sono io, e allora mi do coraggio io stesso a farlo, no? Eh, ma non è stato facile, no, ancora non è Ci sono delle storie che ti è capitato, che ti sono capitate, diciamo, negli anni 70, il periodo in cui registravi a Voltage con gli AC/DC, che vorresti, non lo so, ricordare? Per esempio, quando avete registrato queste canzoni, sarebbero High Voltage, Soul Stripper, ehm, Beh, aiutami, la prima che si è registrata è stato Show Business, Show Business. e in 20 minuti mi ha detto George basta così, perché era già stufo di registrare Baby Please Don't Go in 10 notte. E Baby, e Baby Please Don't Go Allora, era Peter Clark. Peter Clark ci è impiegato 10 notte per farlo. Mamma mia. Che tra Eh l'altro sì, era anche una cover. Tra l'altro. beh, sì, sì, era anche una causa. Quindi Ehm, Show Business è stata la prima che hai registrato in 20 minuti. Show Business è stato la prima, in 20 minuti era già pronta. Sfornata. Anche quella, se noi si faceva ancora un paio di volte, veniva ancora meglio, perché certi accenti io non l'ho fatti nemmeno, perché pensavo che ancora noi si provava ancora, perché io non la conoscevo la canzone, no? E beh, Eh, Joe gli è piaciuta così, contento lui, contenti tutti. Poi si è fatto la seconda quella sera, perché io avevo dalle 7 di pomeriggio che incidivo con Jackie Christian.
quest'ora era l'una di mattina, ero ancora là. La seconda canzone quella sera si è fatto Little Lava. Little Lover. Perciò queste due canzoni sono state le prime due, la prima sera che sono rimasto, no? E tu eri Eh, nella tua cabina con la batteria e gli altri erano nelle altre stanze oppure eravate tutti insieme nella stessa stanza? no, no, io ero in una camera da solo. Sì, Loro, le chitarre e il basso erano in un'altra camera. E Bon Scott era nella camera con George e Harry che cantavano, ma non era inciso. Il cantante l'ha rifatto dopo. mm, Si è fatto solamente il backing, la musica, no? certo, Prima, la ma compagnia. io ero in una camera da solo, sì. Non ho capito. Quindi il giorno dopo poi siete tornati sempre la mattina oppure Sì, la dopo notte? mezzanotte. Ah, dopo mezzanote. No, dopo mezzanotte, tutte e quattro notte. Si è fatto un altri due, non mi ricordo quale due si è fatto. Beh, se ne è fatta otto in tutto con High Voltage l'ultima sera, sì. L'ultima sera ai Voltage. Sì, sì, l'ultima canzone è stata High Voltage perché loro mi hanno detto, specialmente George, che questa canzone fosse stato il singolo, il 45, che non era incluso nell'album. Mm, Perciò io lo sapevo subito che era il 45 che usciva appena dopo l'album, no? chiaro. E Sì. c'è qualcosa che Jesse non ci ha detto di quelle sessioni di registrazioni? Qualche aneddoto che ti ricordi durante le registrazioni? Uh, no, guarda, io l'ho trovato molto facile a suonare con loro perché era metà di quello che normalmente facevo io. Perché allo stesso tempo, dopo si è fatto Black Eye Blues, era tanto più compatto e tanto più lavorato, no? Mm, Loro avevano questa ambizione di fare High Voltage a più presto possibile, più o meno non ci sono perduti tanto tempo a rifinirle. Ci stanno tanti sbagli che io tanti accenti non l'ho suonate, però ho suonato tanti accenti che non c'erano e che hanno lasciato. Perciò io non so, loro erano contenti così. La canzone che è stata più lavorata è stato Love Song. Love Song. Beh, si sente Eh, anche. Tutta sì, è un questa pochettino più entrata. lavorata perché cambiava feeling Mm. nella canzone almeno tre volte, no? Tra l'altro, Ehm, questo giochetto che faceva su Love Song, questo giochetto che faceva Angus con la chitarra solista, poi io l'ho mhm, seguito, era un giochetto con le note che ha poi fatto un sacco dal vivo durante i suoi sì. assoli, che poi è andato addirittura a sfociare dentro il riff principale di Thunderstruck. Non so se te ne sei mai Mhm. accorto, ma le note sono più o meno le stesse. Beh, lui aveva Sto delle giochetto sul... Sì. scale per conto suo e li ripeteva sempre, Ma Sì. lo possiamo Eh, dire senza che ci becchiamo una denuncia? Perché, sì, perché, sì, no, dico, perché è risaputo che George Young ha voluto tenere Angus Young come, diciamo, come la figura più pulita di tutta la band a livello di alcol, droghe, eccetera, eccetera. sì, Se io ti chiedo sì. invece, ma Angus Young beveva comunque, perché lui è diventato famoso per il fatto che lui beveva solamente il tè.
Al limone È probabilmente. latte. È latte. È latte. Lo possiamo dire? Possiamo dire se questa cosa è vera o meno senza che ci becchiamo una denuncia dagli SDC? Beh, io non ci credo, Tu non ci credi? però non ho delle prove. Mm. Non hai delle prove? No, non ho delle prove, però ho saputo che lo stesso Aaron Dilla che aveva Bon Scott era lo stesso Dilla di Angus Young. Aspetta. Eh, Allo stesso... Aspetta. Lo stesso Dilla di eroina, Aaron. Sì, 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 no, ho capito bene. Quindi tu stai dicendo che lo stesso Hai capito? spacciatore di eroina di Bon Scott ce l'aveva anche Angus. Sì, era Sì. la stessa persona. La stessa... Non posso dire perché ti metti nei pasticci perché devo avere delle prove. delle Io ho prove solamente tangibili. sentito dirlo, Mm, perciò non posso assicurarlo. certo. Ma lui tanto pulito non è. Ok, questo si può dire. E poi Sì. recentemente poi con, voglio dire, George Young è passato a miglior vita, Malcolm anche. Non erano, Malcolm soprattutto non era uno che ci andava leggero con l'alcol, confermi. No, negli anni 80 è stato recuperato. Il nipote ha preso il suo posto per un tuo perché lui non era all'altezza di poterlo farlo. E il nipote sarebbe quello Perciò è attuale in pratica stato di Rock or Bust. yeah, Rocco Bass, sì. Rocco Stevie. Bass non sono sicuro. Ehm, So che lui è stato ricoverato per alcol. Mm. Sì, Beh, tra l'altro voglio dire, ma io li ho visti nel 2008, nonostante mhm, Malcolm era comunque una furia sul palco, anche se lui rimane sui suoi piedi, come ben sai, voglio dire, già sì. nel 2008 vedevo, notavo che comunque diciamo, era abbastanza consumato, già nel 2008. Ah sì, sì, io al 2010 qui a Sydney è stato l'ultimo torneo che lui ha fatto. Sì, anch'io direi che era già finito, sì. Io avrei già una Eh, risposta, però se ti domandassi qual è il miglior batterista che gli AC/DC si sono mettendo in mezzo, anche Simon Wright e Chris Slade, chi vedi meglio come il sound degli AC/DC? beh, io A parte Tony Currenti. no, io non mi stavo considerando proprio. No, io dei batteristi che loro hanno usato preferirei Phil Rudd dei tre. Eh sì, sono d'accordo anch'io. No perché sarebbe più bravo, il suo stile è più adattabile ad ICDC. Ho suonato con Simon Wright l'anno scorso e ci suonerò quest'anno Dove? assieme qui a Sydney. Ah, Sì, a luglio lui viene in Australia un'altra volta e si farà lo stesso che si è fatto l'anno scorso, suonerò un paio di pezzi. Simon Wright picchia la batteria tanto più forte di me, sì. ma non c'è swing. Eh, È una cosa che si può eh, sentire, che si può sentire anche su Fly on the Wall e Blow Up Your Video, che secondo sì, me sì, hanno, senza togliere niente a Simon Wright, però hanno, no, c'hanno è un grande... bravo, Sì, sì, sì. è molto bravo, però non c'ha swing. Io ho sempre pensato che se Ehm, rifacessero Fly on the Wall e Blow Up Your Video con Phil Rudd, sarebbero di nuovo dei successoni, solamente cambiando il batterista, diciamo. sì, Phil Rudd io penso che è il miglior batterista che a lungo tempo
di AC/DC, perché ha lo stesso stile, cioè anche che ha copiato me al principio, ha sviluppato il suo Il suo stile che è stile. molto adattabile a Angus e Malcolm, sì. Ma infatti io ti confermo questa Eh, cosa, perché io ho sempre pensato questa cosa. Io vedevo Chris Slade, dicevo, sì, vabbè, ok, però è troppo, come si dice in inglese, stiff, un po' troppo, no? Steve, Troppo Steve, duro yes. sul, sì, troppo duro Sì, sulla batteria, troppo schematico. Simon Wright la stessa cosa, per me faceva un lavoro molto... non ha suonato un sacco, ma ha fatto un buon lavoro con Ronnie James Dio, Simon Wright. sì, Però non lo vedevo sì, proprio bene con gli AC/DC, quindi ho sempre pensato il sound della batteria degli AC/DC deve essere Phil Rudd, ok? Eh, yeah. però sì, lui ha sviluppato questa maniera, come dicevi tu prima, ha sviluppato questa maniera semplice ma un sacco complicata, perché quando vedo per esempio in giro le tribute bands che suonano con, sai, ormai ce ne sono Ah, a miliardi di tribute bands degli sì, AC/DC, sì. e vedo il batterista e dico, mi sa che lui non ha capito quello che Phil Rudd cercava di fare sulla batteria. Beh, il segreto di suonare, cioè io me ne accorgo con me stesso quando suono gli 8 pezzi che ho inciso, io non sudo. Tu non sudi. Phil Rudd non suda nemmeno, cioè lo fai rilasciatamente con un senso di groove e swing. E quello è il tuono degli AC/DC. È veramente Quando lo difficile fai con cercare. forza, Io ho già problemi a tradurre da quando ho capito che cosa significa rock, swing e groove, e trovo veramente difficoltà eh, in trovare i rispettivi termini italiani. Perché come potresti dirlo in italiano lo swing? Come potresti dire swing in italiano? È davvero difficile, è come una... io ti posso dire com'è. Sì, Eh, sì, tanti batteristi ti suonano 4 quarti sì. stiff come Chris Slide. Tic 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 tic. Il swing è tic 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 tic. Non c'è, Capisci? ok, c'è più dinamica e più, ovviamente più danzabile. Yeah. È meno Ti dà un computerizzato. certo di spinta. Certo, certo. È più tribale Eh, e meno robotico. appunto, precisamente, io non so le parole in italiano, qui No, ma si dice infatti è swing. difficile, lo so, infatti è difficilissimo anche groove. Prima che io capissi, perché in Italia se tu ti fai un giro nei locali dove si suona, anche con gente che suona, tutti sembra sappiano Sì. cosa significasse groove. Quindi dice, no, ho sentito quel Mm. gruppo, c'hanno un bel groove. E una volta mi è capitato di andare a vedere sto gruppo che aveva un bel groove, li ho sentiti e ho fatto, mi sa che groove forse non è l'aggettivo giusto, perché non avevano un vero groove. Nel senso, groove è quella Mm. cosa che si trova, per fare la spiegazione più ignorante possibile, ok? Groove sarebbe quel solco che viene fatto nel disco, il groove dove poi si mette la puntina e passa la puntina dentro il Sì. groove del disco, esatto. Quindi, Sì, sì. quando siamo, quando siamo in una band, siamo tutti quanti in un groove, quindi in un solco. Quindi anche se tu esci Sì. leggermente fuori dal tempo e poi rientri dentro, non importa perché il groove è buono, quindi vi capite tutti quanti insieme. E quindi anche se qualcuno sbava un po', alla fine comunque Sì. va tutto bene, la gente balla, si diverte e c'è groove. Quindi come fai a dire Sì. tutto questo quando devi dire, ah, quel gruppo c'ha un buon groove? Eh, well, Phil Rudd c'ha groove. Sicuro. E se tu lo vedi suonare, vedi che il suo groove è sempre lì. Su qualsiasi cosa che fa, c'ha il groove che sta allo stile di AC/DC. Io avevo il swing,
che è un po' differente. Sì. Sai dove lo senti il swing? Su Jackie Christian and Flight, Roadhouse Blue. Ripetimi il titolo della canzone che me lo segno, poi lo metto nella descrizione dell'episodio. Sì. Ron? Roadhouse Blues. Ok. House Blues. Con Jackie Christian. Ok. Quello è il swing, e ce l'avevo io già con Jackie Christian and Flight, che George ha piaciuto tanto. Ma ammettiamo che, cioè io ne sono sicuro che è questo, perché secondo me quando senti Soul Stripper, Show Business, tutti quelli dell'album che tu hai registrato, mi rendo conto che proprio la partenza dell'intendere il ritmo e il sound proprio ritmico degli AC/DC è partita proprio dalle tue influenze che hai dato in maniera naturale alle registrazioni, no? Io vorrei sapere invece alla base di tutto, quando ancora eri in Italia, 15 anni, 14 anni, qual era la musica che ascoltavi? Che cos'è che ti ha portato, voglio capire che cos'è che ti ha portato a comportarti naturalmente in quella maniera ritmica. Ok, io ascoltavo tanto Gianni Morandi, la fisarmonica, Ok. In ginocchio da te, Aspetta, Gianni Morandi, quale canzone? Ce la segniamo, eh? Little Tiny. Sì, come si chiama in Italia? Little Tony. Io mi sono sempre piaciuto Little Tiny, yeah. Un cuore matto da legare. Mi piacevano quel stile di canzone, Massimo Ranieri, Rosse Rosse Per te? per te. Ok. Quando è arrivato il rock diciamo, nella tua vita? Quando eri già in Italia o quando ti sei spostato in Australia? No, spostato in Australia. Ah, quindi l'influenza del rock l'hai ricevuta tutta lì, insomma. Sì, sì. Fortunatamente noi si aveva lo stesso manager Mm? che avevano di Easy Beats. Perciò appena ho incominciato a suonare in Inheritance, il manager of the Easy Beats ci ha incominciato a farci suonare le canzoni of the Easy Beats, you know? Perciò quello è il rock che mi ha influenzato tanto. E poi The Rolling Stones, The Beatles, Ian Pace, se non mi sbaglio, mi dicesti anche? Come? Ian Pace, se non mi sbaglio anche, mi dicesti? Oh, no, agli anni 71 è cambiato tutto nella mia vita. Io e Pais ho visto lui suonare dal vivo e non c'era più paragone. Lui mi ha proprio incantato, sì. Qual è il tuo album preferito degli AC/DC, a parte quello con Tony Currenti? Power Rage. Powerage. Questo è... Yeah, Power Rage. Con Bon Scott sicuramente anche il mio. Sì, c'è lo stile come Give Me a Bullet. Se tu ascolti Give Me a Bullet with She Got Balls, è lo stesso feel. È vero, è martellante, lento. Martellante, lento. Sì, è tagliato in due il feel. She Got Balls è tagliato in due. Sì. È come due quarti, no? Yeah. Give Me a Bullet è lo stesso feel. Perciò mi trovo... Non le faccio tutte. Non mi trovo una chitarra sotto mano. Ma quella è l'influence di George. Questo è George. Perché sì, George ha suonato il basso in tutto l'album.
e la sua influenza su Pearl Rage è più o meno molto vicina a High Voltage, io penso, delle canzoni di High Voltage. Sì, più che altro poi Eh, non c'è quasi nessun tocco di produzione, sembra quasi registrato in sala prove. sì, sì. Ehm, per questo Air Ride è forse il mio favorito, più che gli altri, sì. E poi c'è per dire Highway to Hell o Long Way to the Top, sono tutti lo stesso film. E invece con Ehm, Brian Johnson qual è il tuo preferito con Brian Johnson? No, io ho fermato di seguire AC/DC dopo La che morte di Bon Bon Scott. Scott, sì, più o meno non ho mai, ho avuto una questione con mio cugino in Sicilia, Mm, 8-9 anni fa, che lui conosceva AC/DC con Brian Johnston sì. e io conoscevo AC/DC di Bon Scott. Mhm. E gli ho detto, tu ti piace un cantante che non c'ha nessuna melodia. A me Brian Johnson non c'ha melodia, Mm, c'ha solamente grida quando canta. mhm. Non sono mai stato appassionato io a quel tipo di voce. Capito. Cioè, Bon Scott gridava, ma lo sapeva fare, aveva tanta melodia. Lo conoscevo, l'ho visto cantare con Fraternity e Valentine's. Valentine's. Mm. Era una cosa tanto più di quello che progettavo con ICDC. Tra Eh, l'altro era il cambiamento del livello dei testi è stato praticamente da bianco a nero fra Bon Scott e Brian Johnson. Proprio la poesia, diciamo, di Bon Scott sì, si è trasformata poi diciamo, nelle trombate continue dei testi di Brian Johnson. sì, sì. A quel punto gli Eh, AC/DC erano già diventati, diciamo, storia, dopo Back in Black for Those About to Rock. Quindi sì, se lo sì, potevano permettere, diciamo. sì. Potevano mettere a chiunque davanti e ICDC non cambiava. Ma tu ci credi a Ehm, queste storie che Jesse Fink sta tirando fuori, tipo che Angus Young è l'unico ad avere ancora il libro segreto dei testi di Bon Scott? eh, io ne sono 99% sicuro di sì, Perché? perché è stato il primo a visitare Bon Scott dopo che è morto. Ah, è stato il primo a visitare Bon Scott dopo che è morto, cioè nel senso che lui è andato nel suo appartamento o cosa? Sì, sì, quelli che abitavano con lui, guarda, c'è una storia lì che non finisce mai. Mm, Io penso che Bon Scott è morto sì. la notte, lo sapevano di mattina, l'hanno lasciato nella macchina perché non sapevano cosa fare. Ah. A questo frattempo, io penso che il primo a visitare l'appartamento è stato Angus. Eh, eh, perciò Quindi pensi che comunque il taccuino maledetto ce l'abbia lui, insomma. E parecchi pensano che Back in Black sia stato scritto anche prendendo testi dal suo taccuino, cioè quindi dal taccuino di Bon Scott, che poi siano stati accreditati a Brian Johnson. sì, sì, l'album è già finito. Allora, come si dice in 60 Sicilia, minuti. minchia.
Minchia, Oddio. Eh sì, guarda, l'Australia e l'Italia sono un po' lontanucce, quindi un po' di problemi di internet sono comprensibili. Sì, sì, Quindi dicevi purtroppo è così. dicevi i tuoi prossimi progetti quali saranno? Facci un veloce, non so, dici tu cosa bolle in pentola. Beh, a novembre suonerò in Inghilterra, a Manchester, a Sì. un festival di Hellfest. Hellfest. E dopo Natale poi c'è la possibilità di fare un tour in Sud America. In Sud America. Sì, Cile, Argentina e Brasile. Con quali band? Ma ancora come? Con quali band? Il band è from Chile che Sì. aspetta. Oh mannaggia, come si chiama? Mi sono dimenticato. Non c'è problema, me le vado a trovare dopo. Oh, sì, ero in contatto con loro oggi. Ball Breaker Ah, Bob Breaker. Ok. from Chile. Sì, stanno organizzando un piccolo tour lì. Eh, Perciò saprò di più in prossimo paio di mesi. In Italia quando prevedi di Eh, tornare invece? In Italia sta provando la solita due band, Bon Scott Experience e Overdose, di portarmi lì al mese di ottobre. A ottobre. Bene, bene. Sì, che poi alla fine di ottobre vado in Inghilterra per questo intervento lì a Manchester. A posto. Eh, Mentre invece mi avevi mhm. accennato da qualche parte mi avevi accennato che stavi anche provando a fare qualcosa di stavi componendo qualcosa con un gruppo? Sbaglio? Mhm. Qui in Australia? Sì. Sì, si chiama SCTC, cioè Chainsaw e Tony Currenti. Abbiamo questo piccolo gruppetto che si sta provando, sì. Quindi canzoni nuove, pezzi originali. Sì, sono originali, sì. Bello. Questo sicuramente starò attento ai movimenti che fate, così metterò il link sotto l'episodio, così magari chi lo sa, forse esce fuori un album, vero? È uscito già due pezzi su YouTube. Ah, e io li vado a cercare subitissimo. Uh, SC, TC. cioè SCTC. SCTC. Esatto. Ok, me lo so già scritto. Va bene. Tony, Può è darsi li stato... trovi, credo. Sì, 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 no, li trovo sicuramente, Sì, guarda. Tony, è sì. stato un piacere immenso. Spero che se, non lo so, in futuro ci facciamo magari un'altra chiacchierata fra un mese, 2 mesi, così vediamo che updates ci sono. Ma qualsiasi tempo non c'è problema, è tutto a posto, Alla ok? grande, ti ringrazio Un ancora. abbraccio a te, a Sonia e a Pia. Va bene, non mancherò. Saluta Jenny. Ok, grazie. Grazie un mondo. Ok, ciao Bob. Ciao, ciao Tony. Ciao, ciao. Questa era la chiacchierata con Tony Currenti, speriamo vi sia piaciuta e speriamo anche di riaverlo molto presto perché ne vale veramente la pena. Come sempre io ho aggiunto i link di tutti gli argomenti trattati, nomi, cognomi, libri, eccetera eccetera nella descrizione dell'episodio. Vi ricordo di iscrivervi al canale e basta così per oggi. Chiudiamo però come sempre col pensiero di Pasquale. Lo primo batterista dell'SDC è di Bascio ed è dello sud Italia. Cioè, che detto, c'è cazzotto ma dice? Ma dici in un'altra cosa? Ma dici in un'altra cosa? Lasciamo dicendo più niente. No? Che cazzo ma dici Raffaele? Oh, è lo primo batterista della SDC ed è di Bascio.